Enzo De Natale è impegnato fortemente nel campo sociale, domani una nuova realtà si arricchisce nel tessuto agrigentino, nasce una nuova associazione, Scienza e Vita. Scienza e Vita è un'associazione a livello nazionale, nata 10 anni fa per volontà, per molti aspetti, della Conferenza Episcopale Italiana, ed è un'associazione che mira a riproporre l'insegnamento del Magistero della Chiesa su temi che riguardano la bioetica. Si chiama Scienza e Vita perché vuole svolgere un servizio a favore sia della scienza sia della vita, perché non è possibile una qualità della vita senza un'adeguata scienza che abbia come fine il bene della persona umana. Per cui avere questa associazione a livello nazionale che nasce come gruppo anche ad Agrigento, per molti aspetti viene a coronare tutto quanto un gruppo di agrigentini in questi anni abbiamo fatto sui temi della ricerca scientifica, e a tal proposito ricordo i congressi internazionali che abbiamo svolto qui ad Agrigento sulle cellule staminali o le altre iniziative su temi di bioetica e medicina. Domani il battesimo, quali saranno poi i primi passi, quali saranno le priorità di intervento? Domani il battesimo alla presenza della Presidente nazionale, che è la professoressa Paola Ricci Sindone, una figura eminente nel campo nazionale, nella ricerca bioetica. Quali saranno poi le iniziative che noi cercheremo di portare avanti? Saranno iniziative che riguardano temi inerenti alla neuroetica, alla roboetica, cioè a tutta una medicina che guarda al futuro, nei confronti del quale noi ci poniamo in una prospettiva di fiducia, perché un cristiano non può non avere fiducia nei confronti della medicina, nei confronti della ricerca, e nello stesso tempo cerchiamo di capire i problemi etici che le eventuali ricerche possano portare avanti. Stringendo l'obiettivo sulla sanità, quali saranno concretamente le azioni nel territorio agrigentino? Noi non siamo un sindacato, non siamo un partito politico, siamo un'associazione culturale. Certamente noi desideriamo che possa esserci un servizio anche sanitario dove sempre ci sia al centro la figura della persona, perché ogni azione sociale, e in questo caso l'azione sanitaria, deve mirare al bene della persona umana.